Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi parlo del perché ho scelto la 302S di Casa Benelli. Buona visione! Buongiorno a tutti, oggi mi vado a fare un giretto a Venezia a trovare la mia fidanzata. Intanto scaldiamo un po' la moto. Allora, per far prima dovrei fare l'autostrada, però oggi faccio la strada normale, un po' più tranquilla, ovviamente più trafficata, però va bene. Godiamoci un po' il panorama. Sì ragazzi, l'audio è pessimo. Ho usato un microfono boia di quelli presi su Amazon a 10 euro, però veramente registra veramente male. Ho messo dentro il casco ma un sacco di interferenze, di frusci eccetera. Se avete qualche microfono buono da consigliarmi, scrivetemelo pure nei commenti. Grazie. Ho anche i guanti nuovi, la seconda volta che li metto, sono ancora un po' duretti, questi dell'Alpine Star. Questa è la zona dove è passato il tornado circa 6 anni fa, nel 2015. Adesso hanno anche abbastanza ricostruito. A parte questa villa che l'hanno lasciata al suo destino. Basta. Allora vi parlo un po' di questa moto, la Benelli 302S. Questa moto io non l'avevo vista quando sono andato per i concessionari, non la conoscevo neanche questa moto. Sinceramente ero andato a vedere degli scooter. Però lì in concessionario ho visto, cazzo, sta moto costava meno dello scooter, sempre un 300 che era la cilindrata che volevo prendere io, ho detto perché no. Allora l'ho presa e fino ad ora ne sono veramente soddisfatto. Ha un buon motore, degli ottimi freni, il cambio sì, si potrebbe migliorare, ma insomma per quello che faccio io per me è più che sufficiente. Vado a lavoro, il sabato e domenica faccio qualche giretto anche di 300 km, quindi anche in montagna, va dappertutto come andrebbe qualsiasi altra moto. Esteticamente mi piace, via. Tutti rossi oggi, porca miseria. Allora a parte i bassi. Ciao.
I ragazzini che salutano. Che forti. E devo dire anche che è molto maneggevole per il peso che ha, molto maneggevole nelle curve, neanche nelle manovre da fermo non proprio, però ci siamo insomma. Non è che la sera la gente sia un po' rincoglionita. Questa è la zona di Porto Marghera. Rinomata per il suo inquinamento. Noi qui andiamo dritti per il porto. Occhio qua, è ok. E Anatra no è ok. Non è proprio l'orario ideale per venire su qua. Comunque. Eccola. Queste deviazioni qua sono piene di buche, vediamo se riusciamo ad evitarle per non fare casino, non sarebbe proprio il caso. Qua. Attenzione quando venite qua che c'è questo autovelox qui sulla destra che il limite è di 50 all'ora di qua. Siamo qui calmi di qua della rotaia, in corsia tranquilla. Qui a 70 all'ora. Questo è il ponte, ci sono 2 autovelox per andare e 2 autovelox per tornare, quindi state attenti, il limite è 70 e 1 e questo è il secondo, non esageriamo con dire scannare, ma insomma si può andare un po' più forte. Non si potrebbe perché, vabbè, però. Adesso qua bisogna stare molto attenti. No, andata. E questo è il parcheggio dove si possono mettere la moto. È esclusivo per la moto. Eccola! Ah, tranquillo.
velocità qua si prende tutta l'aria. Diverso.